Carabinieri, buonasera. Pronto? Stanno facendo una rapina nella superstrada, direzione Grosseto, sotto il cavalcavia di via del Castelluccio, a San Vincenzo. Dalla buttata anche la bomba, qualcosa. Siamo tutti agitati. Si è sentito una gran botta, stiamo tremando, siamo tutti agitati, siamo in diversi missili, c'è un gran casino, e hanno sparato tanto, c'è un furgone portavalori qualcosa. Era un comando spietato e pronto a tutto, abile nel maneggiare armi e esplosivo di tipo militare, quello che lo scorso 28 marzo ha messo a segno una rapina milionaria a un portavalori in provincia di Livorno. Nelle ultime ore, gli 11 rapinatori, 8 dei quali sardi, sono stati arrestati nel corso di un'operazione dei carabinieri denominata Drago, messa in campo tra Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria e Emilia-Romagna. Per gli arrestati l'accusa è quella di rapina pluriaggravata, furto aggravato, ricettazione, porto abusivo di armi da guerra, munizioni e esplosivi. Determinante per le indagini il contributo fornito agli inquirenti dai video girati da coloro che hanno assistito terrorizzati all'assalto, che hanno consentito di percorrere sin da subito la pista sarda e gli errori degli stessi rapinatori, come il foglietto con alcuni numeri di telefono dimenticato nel casolare in provincia di Pisa, in cui è stata rinvenuta una delle auto utilizzate per il colpo, un telefono cellulare del tipo non rintracciabile e una certa quantità di esplosivo. Si tratta di un colpo pianificato da mesi, il cui bottino, circa 3 milioni di euro, non è stato ancora ritrovato.